Amici di Venezia Channel, ho rubato, si è distratto un attimo il nostro direttore di Venezia Channel Luigi Mariani, io gli ho rubato microfono e telecamera e sono in compagnia di Saro Grasso, dici tu il nome Osteria Quattro Archi. Quattro Archi, dove si trova? Si trova a Milo, quindi sull'Etna. Benissimo, Paesino e quindi famoso in Italia perché aveva casa a Lucio Dalla e adesso risiede anche Franco Battiato, no adesso, da sempre. Quindi diciamo un posto che è ricco di informazioni, di arte e di cultura. E noi ci troviamo invece sempre al consorzio del Soave, lo stand del consorzio del Soave a Vinitaly, perché qui abbiamo assolutamente una partnership, no? Una fratellanza, ovvero quello che accomuna Etna e Soave è il suolo vulcanico e tu chiaramente sei un ambasciatore del tuo territorio e quindi anche dei vini vulcanici. Sicuramente. Beh, circa 15 anni fa mi trovavo esattamente a Soave, a Castelcerino, e ho dormito in un'azienda, se non ricordo male, non mi ricordo come si chiama, forse Visco. Dopo la notte sono uscito la mattina in mezzo ai vigneti, passeggiando incontro un signore che ha preso discorso con me e mi ha raccontato che erano tutti territori vulcanici, al che io gli ho detto questo avrà sbagliato, ho pensato. Poi l'ha ripetuto 3 volte, alla terza volta gli ho detto scusi ma lei sa da dove vengo io? Dice no, io vengo dall'Etna, io tutte le sere vado a letto col sedere dentro il cratere centrale e la mattina quando mi alzo sento puzza di bruciato. Insomma, dormi tranquillo, però hai imparato a dormire tranquillo. Tu mi raccontavi che sei appunto ambasciatore del territorio, per cui nel tuo ristorante possiamo non solo degustare prodotti tipici, quindi dal mare alla terra, ma anche i vini chiaramente. Tutti i vini dell'Etna e anche il Soave. Senti Saro, questa è la tua... Qual è il numero di edizioni di Vinitaly? Quante ne hai fatte? 24 anni che faccio l'oste, presumo 23 edizioni che vengo a Verona ogni anno, ne ho saltata una forse 2 anni fa, 3 anni fa, me ne sono pentito amaramente perché penso che venire al Verona e al Vinitaly e trovare gli amici del Soave, tanto ogni anno viene Aldo a trovarmi giù. Benissimo, il nostro direttore del consorzio. Il direttore del consorzio, quindi è sicuramente utile venire qua e divertirsi insieme agli amici. Benissimo. Per me è una vacanza. E allora su questa bellissima immagine dell'amicizia, della fratellanza e del divertimento noi ti salutiamo e con la promessa di venirti a trovare presto sull'Etna. Ti aspettiamo. Bene. Ti aspetto. Ciao. A presto. Ciao a tutti.